Siamo con Luigi Giacon, uno dei 4 garanti del censimento del popolo veneto. Parliamo di questa iniziativa, le ragioni per cui aderire. Lei ovviamente lancia un appello, insomma, a tutti i veneti appunto a che la sottoscrivano. Perché? Intanto dal 21 con i gazebi siamo nelle città capoluogo del Veneto, quindi vi invito a venire, parlare direttamente con me o con qualcuno che è presente nel gazebo. Cosa vogliamo e cosa vogliamo fare? Stiamo facendo un censimento, una conta, la conta dei veneti, perché manca questo dato. Quanti veneti siamo? In quanti siamo in questo territorio amministrativo italiano? Quanti siamo fuori da questo territorio? Ci risultano parecchi, e qui tanti che sono sufficienti per fare uno Stato, a riprendere la nostra nazionalità. L'identità veneta è stata calpestata, voi dite, dallo Stato italiano, dalla storia, insomma, dell'Italia. Essere veneti è un diritto per chi condivide determinati valori, quei soliti valori che sono l'onestà, la laboriosità, la generosità, la dedizione alla causa. Noi facciamo appello a questi. Venite a autodichiararvi veneti. Però anche persone di tante altre parti del mondo potrebbero in teoria dire sì, aderisco a questi valori. In più naturalmente c'è anche, insomma, una storia, una tradizione, una lingua che no, voglio dire, fa anche parte comunque. Beh, io sono di origine australiana, non ho problemi a dirlo, però ho sangue veneto, la mia lingua è quella che ho succhiato dalle tette di mia madre. Sono veneto e parlo la mia lingua. Ho il coraggio di dirlo e di dire chiaro e tondo, Giacon Luigi, veneto. Perché per tanto tempo è stato difficile dirsi veneti? C'è stata una certa vergogna a farlo? Per 150 anni scarsi hanno tentato di nascondere, umiliarci, farci sparire. Noi abbiamo più di tanti anni. E come, in che modo umiliarci? Perché al di là del discorso naturalmente della Repubblica di Venezia che è stata cancellata, che è stata il Veneto annesso allo Stato italiano, ma questo naturalmente è avvenuto anche per tante altre parti, ma c'è stato l'umiliazione, in che cosa è consistita? Quante mamme dicevano ai bambini quando ritornavano da scuola parla italiano che te devi imparare a parlarlo? Hanno tentato di cancellare la nostra lingua. La nostra storia è ridotta in 20 righe sui sussidiari di scuola, quando abbiamo 1100 anni di gloria serenissima. E poi c'è il precedente. La nostra laboriosità famosa, eravamo la locomotiva d'Italia. Eravamo, lo siamo, ma è che ci derubano. Questa è la verità. È ora di dire basta. Al di là di quello che è stato il cosiddetto miracolo del nord-est degli ultimi decenni, però quando parla di laboriosità, di industria, insomma, magari pensa anche all'Arsenale di qualche secolo fa. Beh, è stata maestra di ingegno anche per le navi e la flotta inglese. Noi abbiamo insegnato cosa vuol dire caricare le navi coi cannoni di fianco e non solo davanti. Quindi non era un lavoro da terzisti, insomma. Noi abbiamo creato tantissime cose che altri hanno copiato, anche male.